Ecco, noi oggi abbiamo aperto questo spazio di dialogo tra le istituzioni che sono gli attori fondamentali dell'attuazione della misura 6 del PNRR. Oggi non parliamo del contenuto, parliamo del contenitore. Il contenitore sono tutte quelle nuove strutture che vedranno la trasformazione della sanità e della medicina del territorio nella nostra provincia. Come sapete sicuramente il PNRR dà delle scadenze, attualmente non prevede proroghe e vede come data di arrivo maggio del 2026, quindi siamo a un anno di distanza. Ma a un anno di distanza noi vogliamo fare il punto, perché è bene sapere che noi 3 anni fa, quando partì la misura 6 del PNRR, abbiamo fatto proprio qui stesso, in questo luogo, una conferenza di questo tipo, dove abbiamo chiesto all'ASP, all'assessorato regionale alla sanità, ai sindaci che sono parte integrante del progetto, di in qualche modo di presentarci quali erano i progetti, perché i finanziamenti camminano assieme ai progetti. Se non ci sono progetti il finanziamento non arriva e i progetti sono stati presentati in un piano complessivo. Sono passati 3 anni, è cambiato molto, tante cose saranno fatte, tante cose purtroppo abbiamo notizie che non saranno fatte. Oggi facciamo il punto dove noi interroghiamo gli attori e poi prenderemo le nostre decisioni su come intervenire, perché ripeto, oggi non è il contenitore cioè il contenuto, è il contenitore quello che ci interessa, capire come tutto questo avverrà in applicazione del DM 77 che, come molti sanno, è la riforma della sanità, della medicina nel territorio.